Da un lato i sindaci preoccupati, dall'altro la regione e il presidente Luca Zaia che difende a spada tratta il provvedimento, in mezzo il piano casa, il terzo che il Veneto sta per adottare, un documento che per la prima volta annullerà il potere di veto dei primi cittadini, ovvero la possibilità dei comuni di dire no ad un privato che intende avvalersi della possibilità di ampliare la sua abitazione. Secondo i primi cittadini il provvedimento rischia di trasformarsi in uno scempio del territorio. Abbiamo sottolineato più volte che questo è un gesto, un grido d'allarme perché è importante che i comuni vengano sentiti. La pianificazione del territorio è uno strumento dove ci deve essere armonia, non soltanto nelle decisioni ma anche un'armonia nello sviluppo. Circa una decina gli amministratori, molti dei quali sindaci delle città capoluogo, che hanno partecipato questa mattina all'incontro a Padova per invitare la regione a ripensarci. Zaia però rimane fermo sulle posizioni, sottolineando che tenuto conto del periodo storico, il provvedimento riguarda solo le abitazioni private. Del resto, incalza il presidente della regione, se qualche imprenditore volesse allargare il suo capannone in tempi come questi, sarebbe un eroe. Noi ascoltiamo tutti e il confronto è nelle nostre corde. Però non si dica che il piano casa è per far centri commerciali o per speculazione. Il piano casa sostanzialmente dà a chi è proprietario di una casa o di un capannone la possibilità di ampliare. I sindaci temono in modo particolare le ripercussioni che il piano potrebbe avere nei centri storici con i condomini e le case singole che possono aumentare sensibilmente d'altezza. Del resto, sottolinea il sindaco di Treviso, in questo periodo appare difficile che un provvedimento simile serva davvero. Le intenzioni possono essere state buone perché le associazioni di categoria hanno lanciato un grido d'allarme, ma il risultato, l'ho detto prima in conferenza stampa, può portare al fatto che si venda ghiaccio al Polo Nord.